Buongiorno, benvenuti e benvenute a questo webinar online sui social di Confindustria Vicenza. Io sono Simone Sinico, sono il responsabile dell'area Comunicazione e Innovazione di Confindustria Vicenza. Questa è la seconda parte di un ciclo di webinar che stiamo facendo con gli amici e colleghi del Digital Innovation Hub di Confindustria Veneto, quindi di una realtà collegata, assolutamente organica, direi, al sistema confindustriale del Veneto, che ha delle caratteristiche peculiari che gli associati conoscono bene, ma che ci verranno ripresentate nel webinar di oggi, webinar che durerà un'ora e che sarà tutto incentrato ad un servizio molto puntuale e diciamo sempre più importante riguardante la cybersicurezza. Stiamo parlando infatti di un assessment sulla cybersecurity d'impresa che è, ed è questa insomma la seconda caratteristica interessante di oggi, può godere dei finanziamenti europei del PNRR, quindi di finanziamenti che, parlo del PNRR, che stanno andando verso la loro conclusione. Ce ne sono, le aziende hanno l'opportunità di fare quello per cui il PNRR è nato, quindi rendere più competitiva e in questo caso più sicura, e nell'ambito digitale sicurezza e competitività vanno assolutamente a braccetto. Rendere più competitive il nostro tessuto manifatturiero, il nostro tessuto aziendale e la singola impresa. Quindi io intanto do il benvenuto e ringrazio i nostri ospiti che compariranno vicino a me, eccoci qua, che poi si presenteranno meglio di come posso fare io adesso da soli, ma in primis parlo con Stefano Miotto, che è il direttore del Digital Innovation Hub, che è legato a Confindustria Veneto, quindi diciamo la struttura, la dicitura della struttura che poi a cui ci si va a riferire, e Massimo Colorio, che è il manager che si occupa poi fattivamente di questo assessment. Io non voglio fare l'elenco degli attacchi super che sono accaduti, non dico in questi anni perché parliamo di migliaia, ma in queste settimane, se non citare, per chi non l'ha visto sui giornali o nei siti, non dico specializzati, nei siti in generale, quello che è successo a Jaguar in Inghilterra, filiera produzione bloccata per mesi. Una cosa terribile e purtroppo accade. Purtroppo accade anche alle PMI. Ecco, questa cosa del tanto l'hacker punta al pesce grosso, ecco, forse non del tutto, ma forse era vero una volta e sicuramente è falso oggi. Per cui cybersicurezza sia lato competitività, sia lato compliance, e anche qua chiederò ai nostri ospiti di citarlo, compliance sulla NIS2 è un aspetto fondamentale. Oggi avete l'opportunità di farlo anche con una grande qualità, con la certezza del fornitore che è legato al sistema Confindustria e a questi importanti fondi che abbiamo a disposizione ancora per qualche mese. Io, come introduzione ho dato e entriamo nel merito e passo subito la parola a Stefano, che ringrazio. Grazie mille Simone, grazie non solo a Simone, anche a Confindustria Vicenza, perché insomma abbiamo già provato a lanciare questi servizi una volta. Adesso che siamo verso la conclusione del PNRR abbiamo voluto fare un recap, perché effettivamente ci sono ancora delle risorse, delle opportunità. È bene che appunto le aziende possano in qualche modo usufruirne, perché poi la situazione, come sapete, dopo l'aprile del 26 non sarà, diciamo così, non ci saranno così tante opportunità come quelle che si sono presentate nell'ultimo anno e mezzo, anche se a causa dei vari ritardi e burocrazia abbiamo dovuto correre in particolare in 12 mesi, facendo quello che avremmo potuto fare in 2 anni e mezzo. Comunque, allora, molto velocemente, io vi racconto che cos'è il Digital Innovation Hub. Lo avevo già fatto, questo, come diceva Simone, è la seconda puntata. Anche nella prima avevo speso alcune parole per raccontare
il Digital Innovation Hub, ma poi Massimo Colorio, che è il nostro Innovation Manager che si occupa dell'area cyber, ci racconterà meglio come funziona il servizio e come le aziende possono usufruirne. Io quando parlo di Digital Innovation Hub ricordo sempre questa slide che è quella del piano Calenda, per capirci. Insomma, di fatto nel piano Calenda, quindi quando c'è stata l'avvio sostanzialmente del iper e super ammortamento Industria 4.0, che è stata una delle diciamo, azioni di politica industriale più efficaci tra quelle che sono state adottate negli ultimi 30 anni da parte del governo. A fianco al tema appunto degli investimenti c'era il tema di creare un ecosistema del 4.0 che era composto dai Digital Innovation Hub da un lato e dall'altro dai Competence Center. E quindi i Digital Innovation Hub, che dovevano avere una natura istituzionale, dovevano sostanzialmente fare la funzione, svolgere la funzione di medico di base, individuare presso le aziende quelle che potevano essere le patologie o gli ambiti di miglioramento e poi indirizzare le aziende verso l'ecosistema 4.0, in particolare composto dai Competence Center. Non è andata esattamente così, nel senso che ce ne siamo accorti anche proprio durante lo svolgimento di queste nostre attività. Noi le attività le abbiamo cominciate nel 2016, di fatto, proprio in corrispondenza di questo piano. Non è andata così perché in realtà i Competence Center, ce ne sono 7 a livello nazionale, sono sostanzialmente abbastanza di matrice, poi si sono un po' trasformati, ma insomma, la loro partenza è stata matrice molto universitaria. E in realtà però il tema della ricerca e innovazione, soprattutto sulla PMI nell'ambito del digitale, non è esattamente collegato, le risposte per capirci non arrivano direttamente andando o accedendo all'università, premesso che sappiamo che non è, anche i dati e le statistiche ci dicono che il rapporto della ricerca e innovazione su PIL, in particolare gli investimenti privati in questa regione, non è diciamo così brillante rispetto anche ad alcune altre regioni italiane, per non parlare di quelle europee, soprattutto per la mancanza di grandi aziende. Quindi in realtà nel digitale quello che abbiamo visto è che molto spesso quello di cui c'è bisogno in azienda è di avere sostanzialmente un affiancamento molto contestualizzato in azienda per cercare di intanto capire a che punto si è e poi per intraprendere dei percorsi di miglioramento. E questa funzione qua, più che l'università, lo svolge invece una buona sostanzialmente funzione di affiancamento, supporto, consulenza. Questo è un po' la prima riflessione, quindi insomma ci siamo accorti che questo discorso di indirizzare, di medici di base, va un po' articolato meglio, mettiamola così. Allora, il Digital Innovation Hub di Confindustria appunto è nato nel 2016, in realtà è incorporato nella società di servizi che è Confindustria Veneto SIAV. Come diceva Simone, è totalmente integrato nel sistema Confindustria, quindi noi non siamo una società di consulenza e non dobbiamo vendere consulenza. Noi abbiamo i nostri sportelli territoriali, le nostre filiali, che vedete ovviamente per Vicenza, Confindustria Vicenza e Simone in particolare, e abbiamo in qualche modo avviato questa attività con dei progetti che erano autofinanziati da Confindustria e abbiamo sostanzialmente in questi anni messo in piedi una rete che ha più o meno 20 innovation manager. Le cose che facciamo sono di 3 tipi, ma io vado velocissimo ai servizi più che studi, ricerche e awareness. Volevo soltanto, qui troverete nella presentazione i link a degli studi che abbiamo, sono degli ebook che possono essere analizzati, visti sul nostro sito, ma insomma tra gli ebook che abbiamo fatto c'era proprio anche il tema delle fabbriche vetrina del 4.0 che si agganciava a, qui trovate poi anche delle testimonianze, perché su questa iniziativa che era quella dei 100 luoghi di Industria 4.0 abbiamo fatto una quindicina di incontri presso aziende che avevano implementato il 4.0 per raccontare dalla voce sostanzialmente gli imprenditori, dei manager di queste aziende, come avevano implementato. Abbiamo cercato di selezionare una serie di titoli, di ambiti su cui poi potete trovare sul nostro canale YouTube, qui ci sono direttamente i link e il collegamento. E appunto tra le cose che abbiamo fatto è stato quello di creare una rete di fabbriche vetrina, ma perché? Perché sostanzialmente noi abbiamo capito
che effettivamente provare a portare le aziende all'interno di altre aziende che hanno la disponibilità a aprire le porte ai loro colleghi, ma che possono raccontare quelle che sono esperienze di eccellenza in piccole e medie imprese sul 4.0, sulla digitalizzazione, era effettivamente una cosa interessante. E effettivamente questo roadshow che è stato effettuato, queste sono le aziende vetrina che vedete, le trovate anche qui sul nostro sito, è stato interessante perché guardiamo i numeri finali, ci sono stati oltre 1000 persone che hanno partecipato in qualche modo, prima ante Covid, in versione fisica e dopo virtuale, a questa iniziativa. Ecco, ma la cosa su cui mi voglio soffermare sono invece i servizi per spiegare come vengono erogati. Allora, i servizi sostanzialmente coprono due ambiti, quello sulla maturità digitale d'impresa e quello sulla cyber di cui parliamo oggi. Quello sulla maturità ne abbiamo parlato l'altra volta. Perché che cosa abbiamo fatto a livello di sistema Confindustria, quindi a livello di Confindustria nazionale, con tutti i Digital Innovation Hub regionali, che sono 19, di cui uno appunto è il nostro. Abbiamo sostanzialmente condiviso degli strumenti, degli standard, che sono sostanzialmente degli strumenti di assessment, che sono particolarmente approfonditi e particolarmente, diciamo, impegnativi, nel senso che restituiscono una visione molto interessante, ma richiedono del tempo per essere sostanzialmente per essere compilati. La compilazione non avviene mai attraverso, diciamo, in modo autonomo sul sito, ma avviene attraverso il supporto di Innovation Manager. Di fatto noi quindi l'ingresso è quello sostanzialmente di un primo approfondimento, una prima sostanzialmente istantanea della situazione dell'azienda, utilizzando gli strumenti, uno del Politecnico di Milano, uno è del Competence Center Cyber, quindi degli standard nazionali che consentono ovviamente di fare anche tutti i benchmark del caso, e quindi questo è l'inizio con cui noi di solito approcciamo l'avvio del servizio. Poi da lì, spesso, da quando poi si fa sostanzialmente un'analisi, si vedono quelli che sono gli ambiti di miglioramento, abbiamo la possibilità di fare anche dei follow-up sostanzialmente successivi al primo assessment, per cui si possono avere, diciamo, degli ulteriori approfondimenti. E la cosa, diciamo, interessante di questi servizi è che di fatto siamo riusciti a intercettare dei progetti, come diceva Simone, PNRR e Europa, per poter offrire questi servizi con una forte, diciamo, abbattimento del costo dei servizi. E adesso vi dico come. Quanto abbiamo fatto? Beh, abbiamo fatto più o meno 250 servizi, ma nell'ultimo anno o poco più, per 180 imprese, quindi diciamo abbiamo una certa esperienza. In realtà, se poi contiamo i periodi precedenti, sono circa 350 le aziende su cui abbiamo potuto erogare questa tipologia di servizi. Ecco, la cosa importantissima però è questa, nel senso che non è tanto il fatto di avere strumenti, diciamo, scientificamente validi è fondamentale, però poi alla fine conta sempre chi fa questo tipo di servizio. E noi abbiamo sostanzialmente, come dicevo prima, attivato un network di 20 Innovation Manager, che sono tutti sostanzialmente ingegneri come profilo, tutti con un'esperienza aziendale estremamente lunga, estremamente in ruoli ovviamente apicali. Ecco, e queste persone, quando vanno in azienda e affiancano l'azienda, guidati da questi strumenti, no? Avendo questo percorso, riescono a dare effettivamente un valore aggiunto molto molto importante perché ovviamente mettono in luce quelli che sono gli ambiti su cui l'azienda può andare ad investire, può andare a migliorare. La cosa importantissima che distingue quello che facciamo noi, come dicevo, noi non siamo una società di consulenza, è che il parere che noi diamo è un parere, tra virgolette, terzo. Noi non dobbiamo vendere niente, non dobbiamo agganciarci e non abbiamo accordi con altri fornitori, noi restituiamo una visione imparziale sostanzialmente di quello che è lo stato dell'azienda, tanto nella maturità digitale quanto nella cyber.
Questo è l'assessment di maturità digitale che appunto copre tutti i processi, ne abbiamo parlato, trovate ovviamente sui siti social di Confindustria Vicenza questo tipo di servizio, come si articola. Ecco, invece vedete i numeri che vi ho già raccontato prima, ma vi voglio spiegare, ci sono 3 grandi progetti che stiamo gestendo, che sono quelli che ci consentono di erogare sostanzialmente questi voucher, e adesso arriviamo al come sostanzialmente. Come si accede a questo servizio, se vi interessa? Allora, la prima cosa è verificare la dimensione di impresa, perché nei vari progetti, sostanzialmente a seconda della dimensione, l'intensità d'aiuto sostanzialmente è diversa. Per le piccole imprese questo servizio è gratuito, per le medie imprese è un servizio che ha una percentuale attorno al 20% di cofinanziamento. Per le grandi, diciamo, invece la percentuale di cofinanziamento arriva sostanzialmente al 50-60%. Dipende dalla tipologia di progetti a cui poi riusciamo a incastrare, dove riusciamo a incastrare le aziende. Ecco, la cosa appunto da fare prima di cominciare è capire la dimensione, perché da lì noi possiamo guidarvi e farvi sapere le condizioni di intervento. Lo ripeto, per le piccole questo è gratuito, con ovviamente un onere amministrativo, perché sapete bene che insomma l'Italia non è il paese della semplificazione, e quindi di fatto anche sul PNRR ci hanno messo del loro, però insomma diciamo che anche su questo abbiamo usato degli strumenti di intelligenza artificiale per riuscire a passare dai documenti ufficiali che l'azienda ci dà, visura camerale, eccetera, a diciamo compilare direttamente dei file che devono essere firmati digitalmente. E come dicevo, ecco, la cosa importante, c'è l'assessment, ma poi c'è anche la parte possibilmente di ulteriore approfondimento. E la nostra rete è quella che avete visto prima, e le persone le vedete qui. Quindi di fatto per poter usufruire del servizio ci si rivolge a Confindustria Vicenza o a noi, è lo stesso perché siamo assolutamente in connessione, ma insomma il preziosissimo lavoro di interfaccia che sta facendo Simone, il suo staff, è fondamentale, e poi di fatto da lì andiamo sostanzialmente a individuare quello che è il manager più adatto per le esigenze dell'azienda, per la tipologia di azienda, e poi ovviamente passiamo all'erogazione. Il tutto, ecco, l'unica cosa, e finisco qui, come dicevo all'inizio, il PNRR è verso la fase conclusiva, quindi il tutto dovrebbe essere realizzato come attività al massimo entro il marzo 26, e non credo che ci sarà alcuna proroga. Quindi qui trovate ovviamente tutti i nostri riferimenti, anche mail, per contattarci. Io avrei concluso la mia parte, e a questo punto lascerei che Massimo Colorio ci racconti un po'. Ecco, l'ultima cosa che dico: avete visto maturità digitale, adesso vedremo cyber. Ecco, stiamo per partecipare a un nuovo bando dell'Unione Europea per gli European Digital Innovation Hub, che scadrà a marzo, e questo nuovo bando si concentrerà molto sull'intelligenza artificiale. Allora anche lì stiamo cercando, sempre a livello di Confindustria, abbiamo già gli strumenti, ma di metterli insieme per fare, diciamo, anche qui un check sull'utilizzo a 360 gradi di strumenti di intelligenza artificiale all'interno dell'azienda. E anche qui poi scatterà sempre quel meccanismo a voucher. Quindi col PNRR si è voluto molto, diciamo, fare in modo che questi diventassero dei servizi da erogare alle imprese, e penso che sia stata alla fine una buona idea, perché per riuscire davvero a capire cosa sta succedendo, considerando che molto spesso l'età media in azienda è elevata e tutti i gestionali aziendali presentano, diciamo, molte rigidità, per cui non è così facile, non è come avere i telefonini. Insomma, questo è il tema che hai immediatamente, sono B2C, riesci ad andare velocemente a utilizzare certe soluzioni. In azienda è più complicato, sia per l'organizzazione ha dei sistemi più rigidi, come è normale che sia, e quindi insomma questa cosa qui dà però insomma un po' una visione dello sviluppo. E quindi maturità digitale la trovate sui vari social, invece questa cosa qui la troverete tra poco sui social, ma intanto ve ne parla Massimo Colorio, vi ringrazio. Grazie Stefano. Eccoci qua. Allora, oggi il mio obiettivo è parlarvi dell'assessment di cybersicurezza e tutte le attività
che in qualche modo sono correlate poi alla compliance verso la normativa NIS2, che ci piaccia o non ci piaccia, sta diventando un obbligo per moltissime aziende. E quindi l'obiettivo di questa mia presentazione è cercare di comunicare e di condividere come Confindustria può aiutare le aziende. Apro una veloce parentesi collegata a quella che Simone Simico diceva prima. I dati del CLUSIT dello scorso ottobre dicono che in Italia si è passati da un numero di attacchi censiti della prima metà del 2024 pari a 125, nella prima metà del 2025 siamo passati a 280. Quindi questi attacchi censiti sono più che raddoppiati. E questo, se poi viene rapportato al numero, alla percentuale degli attacchi censiti in Italia rispetto a quello che succede nel mondo, noi siamo passati da circa un 7,1% degli attacchi mondiali nella prima metà del 2024 al 10%, più del 10%, 10,2% per l'esattezza. Questo ci dimostra che il nostro paese è appetibile per gli hacker, e questo ci deve portare, a mio modo di vedere, a delle riflessioni e a porre attenzione a questo tema. Che cos'è la direttiva NIS2? La NIS2 è una direttiva europea che è stata recepita in Italia a settembre del 2024 con il decreto legge numero 138, per esattezza il 4 settembre del 2024, è un obbligo per le aziende assoggettate e implica una serie di obblighi formali che le aziende devono soddisfare, sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista procedurale. Ma la cosa importante è che è stata introdotta in questa direttiva europea, attribuisce responsabilità dirette per il top management delle aziende. Quindi il top management delle aziende, il consiglio di amministrazione, piuttosto che i primi livelli di top management, sono responsabili personalmente dell'implementazione o di eventuali non rispetto di obblighi formali. L'altro aspetto importante è quindi come Confindustria può aiutare le aziende. Noi abbiamo a livello di Digital Innovations Hub messo in piedi tutta una serie di iniziative di accompagnamento per le aziende per soddisfare gli obblighi previsti da questa direttiva. È stato sviluppato dai sistemi informativi di Confindustria un modello ritagliato sulle piccole e medie aziende, basato sul framework nazionale di cyber security, ovviamente, sulla base del quale vengono effettuati gli assessment di cybersicurezza a cui si faceva riferimento in precedenza. Come diceva il direttore Miotto, queste iniziative usufruiscono di finanziamenti dimensionati a seconda delle dimensioni dell'azienda. Quello che viene fatto, allora, queste iniziative si esplicitano in diversi passi. Il primo passo è l'effettuazione dell'assessment di cyber security. L'assessment di cybersicurezza non è un audit, quindi non rilascia una certificazione come potrebbero essere le certificazioni ISO, eccetera, ma l'obiettivo è di condividere con le aziende un insieme di linee guida e di metodologia tese a mettere le aziende al riparo dagli attacchi di cyber security. Come dicevo un attimo fa, sono stati ritagliati i controlli del framework nazionale di cyber security per renderli adatti. È stato definito un sottoinsieme di controlli essenziali di cybersicurezza per renderli adatti ed applicabili alle piccole e medie imprese. Come funziona questo assessment di sicurezza? C'è una prima riunione che viene fatta normalmente in presenza, ma si può anche fare remotamente,
in cui vengono raccolte tutta una serie di informazioni. Vedete, qui si riprende il concetto che il direttore Miotto stava raccontando prima. Vengono raccolte tutta una serie di informazioni, di contestualizzazioni di quello che è il profilo dell'azienda, eccetera. Quindi queste informazioni servono a definire quello che noi in gergo chiamiamo profilo target dal punto di vista della cybersicurezza dell'azienda, e poi vengono raccolte anche tutta una serie di informazioni più specifiche che servono in qualche modo a noi per fare una fotografia di quella che è, in gergo la chiamiamo postura di cybersicurezza, la postura dal punto di vista della cybersicurezza dell'azienda. Quindi vengono raccolte, però ecco, vengono raccolte anche informazioni fondamentali che servono a contestualizzare quello che è il profilo dell'azienda. Il passo successivo è quello, noi ovviamente rielaboriamo tutto questo tipo di informazioni, il passo successivo è un secondo incontro con l'azienda in cui andiamo a definire tutta una serie di azioni, di suggerimenti, di azioni di rimedio che tendenzialmente noi andiamo a distinguere fra azioni più facili da implementare, più veloci da implementare, e invece azioni un po' più complesse, di maggiore impatto, e quindi noi distinguiamo sostanzialmente fra questi quick wins e questi next step. E poi, come diceva il direttore Miotto, noi ci fermiamo lì, nel senso che noi non abbiamo nessuna pretesa di suggerire i tools per sistemare determinate cose alle aziende. Non vogliamo entrare nel merito di queste scelte, perché quello che noi vogliamo fare è offrire un servizio di consulenza all'azienda, non certo di implementazione di un tools piuttosto che un altro. Come funziona il report che noi consegniamo alle aziende? Ha un primo livello di complessivo di maturità, quindi dicevo prima, esiste un livello target, esiste una rilevazione, una fotografia di come l'azienda è posizionata dal punto di vista della cyber security, e vengono confrontati a livello macro quello che dovrebbe essere il livello target con quello che è il livello corrente dell'azienda. E qui vi ho riportato un esempio. Lasciamo perdere le definizioni che fanno capo a un concetto internazionale, eccetera, ma quella che vedete in verde tratteggiata è dove l'azienda dovrebbe essere, quella che vedete in rosso è dove l'azienda è in realtà. Sono casi reali, ho preso di proposito dei casi reali per darvi contezza un po' di come funziona. Il passo successivo è quello di andare a ragionare in maggior dettaglio. Prima ve l'ho detto, facciamo un'analisi generale, e qui potete vedere le 13 categorie che fanno riferimento a questo modello, e da questo esempio che vi ho riportato si vede per esempio che il target è il circolo verde, l'azienda rispetto a determinate caratteristiche era posizionata molto bene, rispetto ad altre caratteristiche era perfettamente in linea, rispetto ad altre per esempio c'era un gap da colmare. Ecco, su questa base noi andiamo a suggerire le azioni. Quali sono le azioni che noi andiamo a suggerire? Tendenzialmente noi, come dicevo prima, le distinguiamo fra quick wins e next step. Qui in Veneto ci siamo dati questa regola. Distinguiamo tra misure organizzative che sono relativamente facili da implementare o comunque di minore impatto, e andiamo a distinguerle però le misure organizzative dalle misure tecniche, perché ci sono delle misure tecniche che sono squisitamente tecniche, ma ci sono anche delle misure organizzative da implementare. Quando parliamo di cybersicurezza, tendenzialmente c'è un misunderstanding di base. Tutti pensiamo che sia un problema solo tecnologico. Purtroppo non è così. Perché dico purtroppo perché se fosse solo un problema tecnologico lo avremmo già risolto probabilmente, perché qualcuno si sarebbe messo a studiare, a trovare delle soluzioni tecnologiche. Ci sono delle implicazioni non banali dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista
formativo delle persone, perché se fossero, ripeto, ribadisco, se fossero solo problemi tecnici, con tutta probabilità li avremmo già risolti. Come dicevo prima, poi ci sono invece cose che noi suggeriamo in qualità di next step, che è un po' più articolate, un po' più complesse da realizzare, che tendenzialmente fanno capo sono riconducibili a degli obblighi normativi. Quando è partita questa iniziativa c'era fortissima questa distinzione fra quick wins e next step. Al lato pratico, oggi i next step sono in qualche modo tutti riconducibili agli obblighi previsti dalla NIS 2, quindi se la vostra azienda è assoggettata agli obblighi della NIS 2, mi dispiace dirvelo, ma gli obblighi normativi sono riconducibili lì e vanno implementati, pur essendo dei next step, e alcuni magari vanno anche implementati in tempi brevi. Quindi il primo passo è quello, come dicevo un attimo fa, dell'assessment di cybersicurezza. Per una micro o una piccola impresa il finanziamento copre il totale costo, quindi il costo per l'impresa è zero. Per una media impresa il costo viene coperto al 90%, quindi il costo per un'azienda è pari a 400 euro, più o meno. Per una grande azienda il finanziamento copre il 40%, quindi il costo di questo assessment per una grande azienda è pari a 2.400 euro circa. Ok, facciamo l'assessment di cybersicurezza e poi noi abbiamo la possibilità, e qui mi riconduco a quello che diceva il direttore Miotto un attimo fa, di offrire all'azienda dei servizi di consulenza, delle giornate di consulenza che possono aiutare le aziende a capire se sono assoggettate agli obblighi della normativa piuttosto che no. E credetemi, c'è ancora un po' di confusione attorno a questo argomento. Le aiutiamo anche a capire meglio che cosa prevede la normativa e quali ne sono i pilastri fondanti, per esempio la responsabilità della direzione a cui facevo riferimento prima, degli obblighi normativi, una responsabilità sulla propria catena di fornitura, eccetera, ma anche quali sono gli obblighi tecnologici e documentali previsti, gli obblighi di notifica, perché la normativa prevede un obbligo di notifica, cioè io ho un incidente lo devo notificare ad ACN e al CSIRT a livello italiano, quali possono essere gli obblighi della propria catena di fornitura, scadenze temporali previste, sanzioni che questa normativa prevede e in sostanza un po' come l'azienda è posizionata a questi obblighi, agli obblighi previsti. E qui parliamo di alcune giornate di consulenza. Poi, volendo, possiamo anche accompagnare le aziende lungo tutto il percorso di formazione, di comprensione e soprattutto di adempimento degli obblighi previsti dalla NIS 2. Ovviamente in questo secondo caso le giornate che possiamo mettere a disposizione delle aziende sono decisamente un numero superiore. Ok? Allora, come noi a livello di Digital Innovation Hub Veneto abbiamo cercato di creare dei pacchetti di giornate e quindi abbiamo pensato di creare un pacchetto di 5 giornate di consulenza, e qui mi riferisco all'assessment e quindi un po' all'identificazione se l'azienda è posizionata, quali sono gli obblighi, eccetera, un minimo di formazione che nel caso di piccole e medie imprese per l'azienda ha un costo di 1.800 euro, via via un pacchetto di 10 giornate che ha un costo doppio, di 15 giornate a 5.400, fino ad arrivare ad un limite di 18 giornate e mezzo che per l'azienda per una piccola e media impresa ha un costo di 6.600 euro. Scusa Massimo, qui stiamo parlando del secondo step, no? Del primo step valgono invece le cose che dicevamo prima, giusto per chiarire. Sì, hai fatto benissimo a puntualizzare questa cosa e infatti hai preceduto la mia slide. Era questo, certo. Sostanzialmente, quindi, riepilogando, questo percorso che noi consigliamo si divide in 2 step. Il primo step è
capire come è posizionata l'azienda dal punto di vista della cybersicurezza tramite l'assessment, e i costi li vedete in arancione in questa slide. Il secondo passo è definire un affiancamento all'azienda di consulenziale che può aiutare l'azienda a capire com'è il problema, oppure può accompagnarla lungo tutto il percorso. Ecco, ovviamente questi due costi vanno a sommarsi l'uno con l'altro. Perché abbiamo bisogno dell'assessment di cybersicurezza? Abbiamo bisogno dell'assessment di cybersicurezza perché la maggior parte degli obblighi della NIS2 riguardano la cybersicurezza. Quindi se noi non riusciamo a capire come è posizionata l'azienda dal punto di vista della cybersicurezza, è come guidare bendati, sarebbe come guidare bendati. Abbiamo bisogno di fare questo primo passaggio per capire qual è il posizionamento dell'azienda in termini di cybersicurezza, per poi dire all'azienda: guarda, qui sei messa bene, qui invece bisogna che ci diamo da fare perché hai bisogno di essere aiutato o comunque di alcuni suggerimenti per cercare di adempiere quelli che sono gli obblighi previsti dalla NIS2. Ultima slide che vi ho voluto riportare è questa. La NIS2 trae origine dalla 27001, per cui possibile eventuale ulteriore evoluzione della cosa, una volta che un'azienda fosse assoggettata alla NIS2 e ha adempiuto gli obblighi previsti dalla NIS2, il passo verso la certificazione di 27001, lasciatemi dire, è relativamente facile, è relativamente breve e tutto sommato può essere di aiuto, perché a quel punto non solo ho adempiuto come azienda agli obblighi previsti dalla direttiva europea, ma ho anche una certificazione che ha una valenza internazionale, viene riconosciuta a livello internazionale, quindi qualcosa che mi posso spendere e che mi può dare un vantaggio competitivo. Noi abbiamo visto casi di aziende che hanno delle richieste specifiche da parte dei loro clienti di dover avere la 27001. Ecco, io ho finito, lascerei spazio alle domande a questo punto. Una ne avrei subito io, te la vorrei chiedere, cioè ormai, come dicevamo prima, il numero di servizi erogati, insomma, cioè, ci consente di avere un campione, come si dice, rappresentativo. Dov'è che hai visto sostanzialmente? Beh, intanto, qual è lo stato generale? Poi ne avrà anche Simone. Qual è lo stato generale che hai visto, insomma, nella tua esperienza con le nostre, insomma, soprattutto le piccole e medie imprese? E dov'è che ci sono, diciamo, gli ambiti dove, diciamo, di maggiore debolezza, tra virgolette, o se vogliamo aree di maggiore miglioramento? Allora, direi che si sta facendo strada una consapevolezza rispetto ai rischi di cyber security, e questo è sicuramente un'indicazione positiva. Il modello prevede alcuni adempimenti che vanno molto nella direzione della misura, e ovviamente su questi il gap normalmente è più significativo. C'è un gap che io trovo di solito a livello di formazione delle persone, e questo, ahimè, può diventare un problema, perché a tendere io posso costruire un fortino, ma se poi lascio le porte aperte, dal punto di vista tecnologico ho costruito il fortino, ma poi se la persona mi clicca sulla prima mail di phishing che gli arriva, è come aver costruito un fortino e aver lasciato le porte aperte. Ecco, ci sono, quindi il trend di consapevolezza è crescente, ci sono dei gap che normalmente io trovo da questo punto di vista. Soprattutto riguardano la formazione e riguardano un po' la governance, perché tendenzialmente quello che vedo nelle aziende è un problema di IT manager, demando a lui questo compito, gli adempimenti, ma lui, persona bravissima, visti tanti di molto bravi, va a coprire gli aspetti tecnologici, gli aspetti organizzativi, gli aspetti di formazione tendenzialmente esulano dalle sue competenze, e quindi c'è da lavorare anche in quella direzione. Abbastanza. È un discorso culturale di nuovo. No? Sì, sì.
Sì, intanto grazie, insomma, siete stati molto chiari anche nel processo, quindi appunto abbiamo parlato dell'assessment, ma non è che è finito l'assessment, se l'azienda ha bisogno di voi vi gira dall'altra parte, ecco, insomma, ovviamente ci siete come tutto il sistema. Io volevo puntualizzare 2 cosette e chiedere a voi un commento, che siete sicuramente più esperti di me. Uno, NIS2, ci sono le aziende che sono sottoposte a questa disciplina, diciamo, di diritto, nel senso per via della normativa. In realtà il pericolo, insomma, quello che probabilmente succederà col passare dei mesi è che anche le aziende che non sono assoggettate direttamente poi verranno chiamate in causa magari dal loro più importante cliente o da qualche fornitore strategico, perché la NIS2 non riguarda l'azienda singola, da un punto di fatto non è così, riguarda tutta la filiera. Quindi magari oggi, tra virgolette, ce la siamo sfangata, ci siamo salvati da alcuni obblighi che oggettivamente sono onerosi da un punto di vista organizzativo e anche economico, però prima o poi, se lavoriamo soprattutto con grandi clienti, con multinazionali, con realtà importanti che sono assoggettate alla NIS2, di riffo, di raffa ci arriva. Quindi ecco, arrivare pronti significa anche proteggere il proprio business molto palesemente parlando. Non so se i miei colleghi Sì. vogliono aggiungere il carico, perché non voglio fare terrorismo, però ecco, è bene averne coscienza e farsi trovare pronti per evitare di perdere magari un partner importante. Ti ringrazio della domanda, perché mi permette di riprendere un concetto. Io prima ho parlato di responsabilità sulla propria catena di fornitura. Se la giriamo, molto spesso quello che vedo è che il cliente di un'azienda, magari è un cliente grande, chiede all'azienda di ottemperare agli obblighi della NIS2, anche se questa azienda magari è un'azienda piccola e quindi non sarebbe in prima battuta assoggettata agli obblighi. Però è chiaro che se io mi voglio tenere il cliente grande e questo mi chiede determinate assicurazioni, io tendenzialmente non ho scelta: o perdo il cliente o in qualche modo devo ottemperare a quegli obblighi. Ecco, questa è un'implicazione. Io di solito uso questa espressione: uno non entra dalla porta ma entra dalla finestra, perché viene tirato dentro dai propri clienti. Ecco, questa è un'altra delle implicazioni importanti che ci può essere come conseguenza della NIS2, perché la NIS2 impone degli obblighi sulla propria catena di fornitura, quindi se io sono una grande azienda assoggettata a questo, mi giro verso i miei fornitori e chiedo ai miei fornitori di assicurazioni in questo senso, perché altrimenti io, che sono il cliente, vengo ritenuto responsabile di eventuali mancanze dei miei fornitori. È chiaro che a questo punto, e questo lo vedremo molto velocemente, e già lo stiamo cominciando a vedere, che i propri clienti diranno: se tu vuoi essere un mio fornitore devi ottemperare agli obblighi della NIS2. Non mi interessa se tu sei un'azienda piccola, ma siccome non mi voglio tenere in carico questo tipo di responsabilità, io la ribalto su di te. Nella pubblica amministrazione questo sta già avvenendo su vasta scala, perché è ovvio. A livello di aziende abbiamo già visto casi di questo tipo e secondo me questo crescerà a dismisura, perché altrimenti la responsabilità resta a me, banalmente, no? Che poi è una riflessione che, Simone hai perfettamente ragione, ma che si estende un po' non soltanto agli ambiti della cyber, cioè il tema, insomma, la dura vita nella supply chain è molto evidente, e il trend, pensate anche alla sostenibilità, lo vediamo, un classico esempio, quello del proprio oggi avremo un incontro dei presidenti delle sezioni moda proprio lì dalle vostre parti a Valdagno, e
il tema effettivamente è che se tu comunque il prime non ce l'hai qui e comunque è fuori di qui e detta le regole, poi se tu vuoi restare in quella supply chain devi adeguarti, punto, che sia sostenibilità, che sia cyber, che sia... Ma anche, per esempio, ne parlavamo l'altra volta, il tema della maturità digitale. Ci sono alcuni grandi che hanno detto io sui miei fornitori voglio fare la maturità digitale per capire a che punto sono. E quindi, insomma, bisogna, cioè, le aziende, ancorché piccole, devono essere sempre più evolute e strutturate per questa cosa qui, perché è richiesto, se no non stai più nella supply chain e vieni sbattuto fuori. Insomma, quindi effettivamente è un investimento pesante, ma è proprio un'azione che penso sia inevitabile, credo. Io credo che nel tempo questo investimento diventerà condizione qua non. Cioè, o io lo faccio, certo, o prima o poi vengo estromesso dalla catena di fornitura. Certo. Ancora delle norme conta il mercato alla fine. Certo. E allora, e questo era il mio secondo punto, banalmente, questo qua, ribadisco, è un momento magico, nel senso che ci si può preparare per tempo adesso. Questo è un servizio che ha dei fondi che non ritorneranno, ce ne saranno altri, speriamo più semplici, speriamo di più, però francamente difficile vedere una quantità di fondi europei di questo genere disponibili tutti insieme. Le, ripeto, competenze, qualità ci sono, le avete ascoltate brevemente, insomma abbiamo fatto un webinar di meno di un'oretta, non siamo in questo tempo, non abbiamo la possibilità di entrare in tutti i dettagli, però ecco, soprattutto per le PMI, non solo perché hanno il 100% di finanziamento, che è una cosa bellissima, non ce lo nascondiamo, ma soprattutto perché appunto richiede un impegno che magari le grandi, anche con le competenze interne, riescono ad assolvere. Per le piccole è un attimo più complicato. Prima che arrivi l'imbuto della rincorsa alle certificazioni, all'assessment, alla NIS2, siamo, ripeto, in un momento magico in cui c'è ancora un po' di tempo per mettersi a posto per tempo, appunto, prima dei concorrenti, anche per parlare sempre di mercato, e poi a condizioni economiche, ripeto, in particolare per le PMI, che sono veramente vantaggiose. Ecco, spero di sbagliarmi, ma non credo torneranno, almeno non così. Non così. Vedo una domanda che dice se l'assessment prevede anche un penetration test. Allora, il penetration test è un'attività specifica, un'attività tecnica che non è inclusa nell'assessment, però ovviamente se un'azienda mi chiede aiuto perché venga effettuato un penetration test presso la sua infrastruttura, volentieri noi possiamo collaborare anche su questo piano. Non fa parte però dell'assessment di cybersicurezza. Ecco Massimo, scusa, una domanda. Come l'erogazione? Giusto per spiegare che cos'è un penetration test. Il penetration test è un test che viene fatto da ethical hacker che cercano di collegarsi alla rete aziendale per cercare di entrare. Poi ovviamente non fanno il lavoro dell'hacker che entra nei sistemi, si fermano, ma segnalano all'azienda che sono riusciti ad entrare. Okay? Dicevo proprio sull'assessment, la modalità con cui viene erogato, no? Cioè tu hai spiegato gli obiettivi, eccetera, quindi tu vai lì, cosa succede? Allora, normalmente noi facciamo questo, facciamo una prima visita in cui raccogliamo le informazioni, tendenzialmente 2 ore, 2 ore e mezza, raccogliamo tutte le informazioni dell'azienda. E scusa, gli interlocutori qua chi sono? Gli interlocutori è bene che siano le persone, comunque persone che hanno magari un ruolo apicale, ma anche persone che conoscono l'infrastruttura IT, perché molte di queste domande sono molto specifiche. Dopodiché c'è una fase intermedia in cui noi andiamo a rielaborare tutte queste informazioni e poi c'è una fase di restituzione, un secondo incontro, questo assolutamente da fare in presenza,
di presentazione di quelle che sono le risultanze dell'assessment, e in questo incontro io consiglio normalmente che ci possa essere anche, ci sono essere persone che hanno ruoli apicali nell'azienda, decisionali, perché è bene che queste persone sentano quali possono essere gli eventuali rischi e possano prendere conseguentemente le decisioni. Ecco, questo è la modalità. Anche questo secondo incontro normalmente richiede 2 ore, 2 ore e mezza. Ecco. Sono più o meno 2 mezze giornate con il metodo di elaborazione. Sì. Bene, allora intanto vediamo se arrivano altre domande, se no vi ricordo che ovviamente potete contattare direttamente il Digital Innovation Hub, altrimenti chiamate in associazione Vicenza, chiedete di me, chiedete di noi dell'area comunicazione e innovazione e ovviamente vi mettiamo in contatto con Miotto e Colorio. Nel sito di Confindustria Vicenza c'è già attualmente la registrazione del video, che è in streaming, appena finisce sarà registrazione, con anche le slide sia sul Digital Innovation Hub sia su questo servizio a disposizione nel notiziario del sito di Confindustria Vicenza e anche di Industria Vicentina, quindi avete tutti i mezzi per ritrovare questo contributo dei nostri ospiti e ripeto, telefono e mail dell'associazione che sono sempre disponibili, si può fare un approfondimento diretto che poi è quello che conta perché poi ci riguarda direttamente. Ecco, se posso Simone aggiungere una cosa, prima io dicevo abbiamo definito dei pacchetti di giornate, no? Allora, un'attività che noi facciamo è di pura consulenza per aiutare l'azienda a capire quali sono gli obblighi, eccetera, no? Quante giornate possono essere necessarie a un'azienda? Questo dipende dal grado di maturità dell'azienda, quindi da dove partiamo sostanzialmente, ma non solo dal punto di vista tecnologico, anche dal punto di vista documentale, perché la normativa prevede che ci siano delle procedure scritte. Allora, quello che mi sento dire spesso nell'azienda, non abbiamo scritto niente, ce l'abbiamo nella testa. Bellissimo, ottimo, ma poi queste cose vanno in qualche modo documentate e a seconda di qual è il grado di maturità dell'azienda rispetto alla documentazione di queste procedure, possono essere necessari più o meno giorni. Questo lo dobbiamo vedere. E questa è una delle ragioni per cui abbiamo bisogno anche, una delle altre ragioni per cui abbiamo bisogno dell'assessment di cybersicurezza, per capire anche a livello documentale come è posizionata l'azienda. Potrei trovarmi nella condizione a un limite in cui l'azienda ha già scritto tutto e allora andremo solo a rivedere questa documentazione, o dall'estremo opposto in cui, ed era una risposta abbastanza frequente, sì, noi ce l'abbiamo nella testa ma non abbiamo scritto niente, e bisogna mettersi a scrivere queste cose. Quindi magari se posso Simone riepilogare come funziona, a parte appunto rivolgersi a voi in prima battuta o noi, insomma non è un problema tanto la comunicazione costante, e la prima cosa che si deve fare è verificare la dimensione d'impresa, quindi lì c'è bisogno che noi acquisiamo dei documenti per capire esattamente la dimensione, sapete, le aziende controllate, collegate, associate, tutta quella roba lì. Una volta che abbiamo capito in che casella possiamo mettere l'azienda, abbiamo la possibilità appunto di giostrare 3 diversi progetti, in particolare visto la sigla Confinhub è quello che è proprio gestito direttamente dal sistema Confindustria, ma ce ne sono altri 2 che siamo riusciti a intercettare, e quindi riusciamo a fare una combinazione, chiamiamola una combinazione di voucher, l'ha spiegata bene Massimo, quindi la prima parte è praticamente l'assessment, poi però c'è una seconda parte che può, a seconda delle esigenze, come diceva lui dal punto di partenza, diciamo, andare ulteriormente ad approfondire e anche a indirizzare. Poi ripeto, noi non facciamo tutto il processo, non abbiamo l'ambizione di farlo, l'obiettivo è quello di rendere più consapevoli le aziende. Benissimo, a questo punto io ringrazio voi, ringrazio le persone che si sono collegate e questo video rimane a disposizione, e come anche
la nostra disponibilità è sempre garantita. Ringrazio tutti quanti e a questo punto ci vedremo per una prossima occasione anche col Digital Innovation Hub di Confindustria Veneto. Grazie a tutti. Grazie a te Simona, grazie a Confindustria Vicenza. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato.